Quella scoperta dalla squadra mobile della questura di Rovigo è una storia di soprusi, di violenze e di sopraffazioni subite da degli anziani in una struttura che avrebbe in realtà dovuto proteggerli. Non c'è niente di nuovo rispetto ad altre storie simili, però un elemento c'è, che sono stati gli stessi operatori all'interno di quella struttura a chiamare la polizia e a dire: guardate che qui c'è qualcosa che non va, fermateli. Le immagini di quanto avveniva in questa casa di riposo di Rovigo, una struttura convenzionata con il pubblico, rivolta ad anziani non autosufficienti, vanno ad aggiungersi alla triste lista di soprusi e violenze nei confronti della terza età più debole. Non manca l'inserviente che mette lo spazzolone in faccia ad un ospite, si vedono gli schiaffi, la rudezza degli interventi degli operatori sociosanitari che, ripresi a voce da una paziente, le lanciano addosso un lenzuolo sporco. Poi tutta una serie di umiliazioni, di minacce, di "ti butto fuori dalla finestra", confermato dalle intercettazioni ambientali. Sono 9 gli indagati, quindi lei può immaginare quanti comportamenti diversificati abbiamo visto e ripreso. Per lo più si tratta comunque del genus violenze, all'interno del quale troviamo appunto la percossa, l'offesa, l'ingiuria, atti denigratori comunque della dignità della persona. Soprattutto non dimentichiamo di persone che già di per sé si trovano in uno status di minorata difesa, sia perché si tratta di soggetti non autosufficienti sia perché si tratta di soggetti anziani. Poi, per fortuna, una delle operatrici della struttura non accetta il clima violento e va dalla polizia, segno che qualche anticorpo all'interno della struttura c'era. Storie di questo tipo se ne sentono veramente tante. In questo caso c'è stato questo input che è venuto direttamente dall'interno, da un'operatrice appunto, che ha denunciato alle forze dell'ordine questa situazione di maltrattamenti ai quali aveva assistito. Per le 9 persone, tutte di Rovigo, denunciate, il GIP ha deciso di non far scattare l'arresto, ma ha disposto la misura interdittiva di divieto di lavoro non solo in quella struttura IRAS, ma in qualsiasi struttura sanitaria, sociale o assistenziale in tutto il territorio nazionale. Si tratta di 8 donne e di un uomo.